Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il giallo della giovane pallavolista di Capaci, nel palermitano, trovata morta in piscina a Bagheria durante una festa di laurea. Ancora nessuna chiarezza su come Simona abbia perso la vita, sequestrata la villa, ascoltati i giovani presenti, preso il DNA ad uno di loro, l'avvocato ancora troppi punti oscuri, disposta l'autopsia. Accoltella la vicina di casa dopo una lite, arrestata per tentato omicidio una donna a San Cristoforo, siamo a Catania, dopo l'aggressione e le minacce di morte. In carcere anche il marito mafioso del clan Cappello Caratelli, pure lui da tempo minacciava la vittima perché lasciasse la casa. Violenze domestiche e botte, una brutta storia di sopraffazione che arriva da Caltanissetta. A finire in carcere un uomo di 80 anni che ha mandato all'ospedale la moglie di 67 anni. Le violenze duravano da 20 anni. La strada killer, 2 morti, padre e figlia sulla Catania Gela, 6 feriti, c'è anche un bambino, coinvolti 2 tir e 4 auto. Scontro tra 3 vetture anche a Marsala, una giovane gravemente ferita. Esodo da bollino nero sulle strade siciliane, fa sempre caldo ma non con i picchi estremi delle scorse settimane. Eroi del volo ma anche del cuore, a Messina i piloti delle Frecce tricolori fanno visita ai bimbi dell'ospedale, domani lo show. Musica ad Agrigento, grande folla al concerto di Nino D'Angelo, protagonista tra brani memorabili e ricordi di un tour dedicato agli anni '80. Calcio domattina, allenamento del Catania Norcia contro il Monte Spaccato. Abbonamenti vicini a quota 10.000. Trapani e Siracusa attendono novità dal mercato. Bentrovati. In apertura quello che resta ancora un giallo, la morte di Simona Cinà, la ventenne pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. La famiglia vuole sapere che cosa sia successo realmente per una tragedia che resta ancora coperta da troppe ombre. Intanto la villa è stata sequestrata e avviata l'inchiesta. Sentiamo Giusy Lazzara. Che cosa è successo in appena un'ora, dalle 3:20 alle 4:13? Questo è il buco nero che ha inghiottito Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta ieri sera nella piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria. Un'amica ha detto ai carabinieri di averla salutato alle 3:20, quando ha lasciato la festa, mentre Simona è rimasta a ballare accanto alla console. L'allarme è stato dato alle 4:13, sono stati gli amici della ragazza a chiamare il 112. Il disperato soccorso del 118 e l'arrivo dei carabinieri, che hanno sequestrato la villa e disposto l'autopsia sulla salma. Uno dei ragazzi, qualche ora dopo, è stato portato in caserma per il prelievo del DNA. Nella villa, infatti, sono state trovate tracce di sangue, ma il giovane ha raccontato di aver dato un calcio per lo shock dopo aver saputo della tragedia e di essersi ferito. Sul sangue, tuttavia, gli investigatori che indagano sul caso faranno accertamenti. E restano ancora però tanti punti oscuri sulla vicenda e l'avvocato Giambrone, legale della famiglia, a volerci vedere chiaro. La piscina era assolutamente vicina alla zona di danza, si ballava tutto dentro la piscina, quindi non è normale che nessuno abbia saputo nulla. Inoltre poi ci sono degli elementi su cui dobbiamo sicuramente fare ulteriori indagini, quali anche il fatto che diversi testimoni hanno dichiarato che la ragazza è stata vista supina con la faccia verso su, e ciò stride chiaramente con la teoria dell'annegamento. Poi vi è il problema che comunque era un open bar, ci aspettavamo di trovare nella scena della piscina bottiglie, vetro, bicchieri, plastica, non c'è nulla di tutto ciò. Ancora siamo nella fase iniziale delle indagini, quindi secondo me uscirà ancora moltissimo su questa vicenda. Le ultime ore di vita di Simona è stata lei stessa a raccontarle sui social. Una giornata iniziata con gli allenamenti di pallavolo nel campo di beach volley, la sua passione con il surf e lo skateboard. Poi i video della festa che si è trasformata in tragedia. Simona viveva a Capaci, dove la conoscevano in tanti. Io ogni tanto andavo a vedere qualche partita, devo dire davvero una capacità di stare dentro il campo e credo anche dentro la vita davvero consapevole, forte e che dire, la tristezza è infinita su tutti, noi abbiamo annullato tutte le iniziative e gli spettacoli. Nessuna pista al momento esclusa.
Catania, a San Cristoforo, una donna di 34 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato la vicina di casa al culmine di una lite. In carcere anche il marito, esponente del clan Cappello Carateddi, che minacciava la donna per farla andare via. Emanuela Corsi. Ti ammazzo, poi le coltellate. Una banale lite condominiale culmina con un accoltellamento nel cuore di Catania. Una storia di sopraffazione e prepotenze, dove è l'atteggiamento mafioso a prevalere. Teatro di questo episodio criminale, il quartiere di San Cristoforo. I protagonisti sono una donna di 34 anni e il marito 26enne appartenente al clan Cappello Carateddi. La vittima è invece una giovane donna catanese che la sera del 20 luglio scorso si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro in codice rosso, con diverse ferite d'arma da taglio alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo. Ad accoltellarla è stata la vicina di casa, inchiodata da una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena dell'aggressione. Prima le minacce di morte davanti alle figlie minori, poi colpi dall'alto verso il basso, in rapida successione. La 34enne è stata bloccata da alcuni dei presenti alla vista della copiosa perdita di sangue della donna, ma dopo qualche istante ha ripreso la propria azione violenta. Arrestata dalla polizia, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Dall'inchiesta della procura è emerso che poco prima anche il marito aveva aggredito verbalmente la ragazza, minacciandola di gravi e allarmanti ritorsioni allo scopo di costringerla a trasferirsi altrove. Minacce amplificate dal vanto di appartenere ad un gruppo mafioso e dall'affermata disponibilità di armi. Anche l'uomo è stato arrestato per violenza privata aggravata da futili motivi e dal metodo mafioso. Un uomo di 80 anni è stato arrestato a Caltanissetta con l'accusa di aver picchiato e violentato la moglie per anni, per 20 anni. Quest'ultima è stata salvata dai vicini che hanno sentito le urla. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Da 20 anni non le consentiva di uscire da casa se non in sua presenza per fare la spesa, così come non le permetteva di vedere i figli. Tutto questo in un clima di continue violenze e minacce. Lui, un ottantenne nisseno, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. A salvare lei, una donna di 67 anni, sono stati vicini di casa che la sera del 18 luglio hanno contattato il 112 mentre la sentivano invocare aiuto dalla sua abitazione. Quella sera infatti l'uomo non solo l'avrebbe violentata per l'ennesima volta, ma avrebbe anche cominciato a percuoterla utilizzando un batticarne, la cinghia della cintura, calci e pugni. Una volta arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 si erano trovati di fronte a una scena agghiacciante. La vittima, ricoperta di lividi e sanguinante, non riusciva più a muoversi. Subito era stata trasportata in ospedale dove era emersa la frattura di 2 costole, un trauma alla nuca e lesioni ai polmoni, oltre che una serie di traumi e fratture pregressi che non erano mai stati curati. La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare o di ribellarsi al marito che aveva il pieno controllo su di lei. Alla vittima non era consentito uscire nemmeno per andare a trovare i figli. Questi ultimi hanno potuto rivederla soltanto quella sera in ospedale dopo 15 anni. Dopo le dimissioni è stato proprio in casa dei figli che ha potuto trovare rifugio fino a quando, al termine delle indagini, è arrivata la misura di ordinanza cautelare per il marito che dopo l'arresto è stato condotto in carcere. A Catania 3 sparatorie in 2 giorni, proiettili contro la saracinesca di una gastronomia e contro una gioielleria. A San Cristoforo invece colpi di pistola sull'abitazione di un pregiudicato, come ci racconta Giusila Zara. Si spara ancora a Catania in solo 48 ore 3 episodi. Più di 30 colpi di mitraglietta sono stati esplosi contro la saracinesca di una gastronomia di viale Ammiraglio Caracciolo, a colpire 2 persone con un casco integrale a bordo di uno scooter. Nelle immagini della saracinesca crivellata dai colpi. Stessa tecnica, ma con una pistola che era stata usata il giorno prima contro una gioielleria di viale Mario Rapisardi. Su questi 2 casi indagano i carabinieri, che stanno cercando di capire se possono essere collegati. Ma non ci sono solo negozi. La terza sparatoria, prima dell'alba, con colpi di pistola, esplosi contro l'abitazione di un pregiudicato nel rione di San Cristoforo. È stata la vittima a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute pattuglie delle volanti e della squadra mobile che hanno trovato 9 bossoli. 2 morti e 13 feriti in 2 incidenti stradali a Caltagirone e a Marsala. A perdere la vita un uomo di 71 anni e la figlia, 30enne. Orazio Longo.
Questa è la strada killer, la statale 417, la Catania-Gela. Negli anni teatro di incidenti gravi, gravissimi, mortali. L'ultimo è quello che ha visto coinvolti all'altezza di Caltagirone 2 auto articolati e 4 vetture. A morire sono stati Giuseppe Ruscica, di 71 anni, e la figlia Martina, di 33. La madre, 67enne, è stata trasportata in elisoccorso al San Marco di Catania, dove si trova in prognosi riservata. 6 i feriti, tra cui un 39enne di Gela che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma, ricoverato in ortopedia al Trauma Center con una frattura a un piede, trauma cranico e diverse contusioni. La moglie e il figlio di 10 anni si trovano all'ospedale Gravina di Caltagirone. Il bimbo ha una prognosi di 30 giorni. Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia municipale di Caltagirone. La magistratura ha aperto un fascicolo di indagine, ma rimane la preoccupazione di una comunità che chiede interventi di messa in sicurezza dell'arteria, troppe volte scenario di morte. A Marsala, lotta tra la vita e la morte, un giovane coinvolto in uno scontro tra 3 auto. In 7 sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, le 2 auto che viaggiavano ad alta velocità in direzione del centro cittadino si sarebbero scontrate con una terza vettura sulla quale c'erano alcune ragazze che stavano tornando a casa. La zona non era illuminata, l'impatto sarebbe stato violentissimo. Avviati gli accertamenti, i conducenti sono stati sottoposti all'alcol test. E c'è stato un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, a Palermo, nella zona dell'imbarco dello scalo Falcone Borsellino, tra un pullman che trasportava i passeggeri all'aereo e un Ambuf Lift, il mezzo con a bordo dei 10 disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, i medici in servizio nell'aeroporto. Qualche passeggero è rimasto contuso, ma non si registrano feriti gravi. E dopo un inseguimento, rimaniamo a Palermo, a Monreale, i carabinieri hanno arrestato 4 persone che erano a bordo di un'auto che ha forzato più posti di blocco. L'ultimo tentativo di evitare la cattura l'hanno fatto cercando di scappare a piedi. Una quinta persona che era con loro è riuscita a fare perdere le tracce di sé ed è adesso ricercata. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sulla statale 640 che da Caltanissetta porta a Pietraperzia, a 3 chilometri dallo svincolo per Gela. A fuoco un furgone che stava percorrendo la strada in direzione Pietraperzia quando l'autista ha dovuto interrompere la marcia a causa del fumo che fuoriusciva dal cofano. L'uomo ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo e contattare i soccorsi. Il mezzo infatti in pochi minuti, lo vedete, è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio con tutta probabilità è stato scatenato dal surriscaldamento del motore. E a proposito di strade, questo è il primo weekend di esodo d'agosto, una giornata da bollino nero sulle strade siciliane. Fa caldo, ma non con i fenomeni estremi delle scorse settimane, come ci racconta Francesco Triolo. È la prima vera giornata da bollino nero. Il 2 agosto coincide con il weekend più difficile per il traffico sulle strade italiane e siciliane per l'esodo estivo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, in questo weekend si attendono 13.150.000 spostamenti di autoveicoli. Le strade più critiche sono quelle caratterizzate dagli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Domani invece è previsto bollino rosso. Dalle 8 alle 22 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani è previsto il divieto di transito per i veicoli pesanti. ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane hanno sospeso i cantieri più invasivi sulle rispettive tratte, l'intensificazione della circolazione attesa sulla 18 Messina-Catania e sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Previsti controlli potenziati dalla polizia stradale, attenzione a pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci, i livelli di olio e acqua. Sullo stretto si registrano code, ma con tempi di attesa ancora sostenibili sulla sponda calabrese. Per arrivare in Sicilia, il controesodo invece scatterà dal 16 agosto. Sole e caldo, ma non troppo, accompagnerà il viaggio di chi arriva nell'isola, previste temperature nella media stagionale tra i 30 e i 33 gradi e giornate senza nuvole. Non ci saranno insomma quei fenomeni da caldo estremo delle scorse settimane. Rimaniamo a Messina, dove domani ci sarà l'Air Show, l'esibizione delle frecce tricolori, ma intanto oggi i piloti della squadra acrobatica hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria del Policlinico. Vediamo.
Eroi nell'aria, ma anche con il cuore. I piloti delle Frecce Tricolore hanno reso speciale la mattinata dei bambini dei reparti di pediatria del Policlinico di Messina, una visita che ha scatenato sorrisi, sguardi di ammirazione, gioia, un momento di leggerezza ed allegria con i piloti che hanno consegnato ai bambini gadget e piccoli doni, suscitando domande e curiosità sul mondo del volo e centrando pienamente l'obiettivo dell'iniziativa: trasmettere emozioni positive, così come avviene in occasione degli spettacoli delle Frecce Tricolori. Domani le Frecce saranno i grandi protagonisti dell'Air Show 2025. Oggi sono iniziate le prove per quello che viene considerato un evento per l'estate messinese. La pattuglia acrobatica ha effettuato un paio di sorvoli sulla zona delle manovre, 9 aerei in squadra più il solista, il programma che prevede 11 diverse esibizioni in cielo. È un'opportunità importante per tutti noi, per l'aeronautica, per far vedere quali sono le capacità che possiamo mettere a disposizione della comunità. Cosa sappiamo fare, come lo facciamo, siamo sempre pronti a dare il nostro supporto. Per assistere pronta la terrazza naturale trasformata in isola pedonale della via Consolare Pompea tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia, che verrà chiusa al transito alle 13 e alle 20 e traffico dirottato sulla strada panoramica. Andiamo a Catania perché slittano ancora i lavori per la riapertura del Parco Geni. Una approssimativa scritta fatta con un pennarello indica il 30 settembre, ma sull'effettiva data di consegna prevalgono ancora incertezza e silenzio. Tonio De Mano. La consegna dei lavori era prevista il 18 luglio 2025 ed era in bella mostra nel cartello posto all'ingresso, ed invece il Parco Gioeni, uno dei pochi polmoni verdi di Catania, verrà consegnato il 30 settembre 2025, se va bene, come si evince da un'approssimativa scritta applicata con pennarello nero. Un ritardo nella consegna di oltre 70 giorni che alimenta polemiche ed incertezza. Sono decine, anzi centinaia, le segnalazioni che giornalmente mi arrivano al municipio. Come rappresentante, come presidente di questo municipio devo dare una risposta ai catanesi che usufruivano di questa bella area verde e non ho contezza, non gli so dire quando. Un anno senza il Parco Gioeni, un po' troppo. Un anno che rimane chiuso, questo grande polmone verde poteva essere un'alternativa alla Villa Belline, visto gli interessamenti che ci sono per i concerti estivi, poteva essere un'area di svago per i tanti cittadini che ne fanno richiesta. E abbiamo saputo che per colpa di alcuni materiali che hanno ritardato nella consegna è slittata al 30 settembre l'apertura. L'unico cancello aperto è quello secondario, ma solo per agevolare l'accesso di mezzi ed operai impegnati in opere idrauliche. La provincia di Trapani apre in largo anticipo la stagione delle vendemmie, atteso vino di qualità malgrado siccità e malattie delle viti. Sullo sfondo l'incertezza provocata dai dazi al 15% che investono un settore trainante per la nostra regione. Laura Spano. Il cambiamento climatico e l'estate più calda hanno anticipato la vendemmia in Italia, in particolare è già iniziata la raccolta dell'uva in Sicilia e nel Trapanese soprattutto. Sotto il profilo quantitativo si parla di un ritorno alla normalità, anche se il bilancio finale si farà tradizionalmente a San Martino. Le impressioni iniziali sono di un'annata che porterà uva in qualità e quantità, anche se saranno le evoluzioni climatiche delle prossime settimane, come sottolinea Coldiretti, a confermare o meno le previsioni. Siccità e maltempo hanno condizionato in alcuni territori le rese, ma senza pregiudicare la qualità, mentre i problemi legati alle malattie come la peronospora e lo iodio sono risultati inferiori rispetto alle preoccupazioni iniziali. L'inizio della vendemmia cade anche in un momento delicato per il settore, con i dazi USA che vanno a colpire il principale mercato di riferimento in valore per le cantine italiane e siciliane. Prima su tutti l'incertezza generata dall'accordo USA-UE per i dazi al 15%, un quadro in cui però il vino italiano continua a rappresentare un'eccellenza assoluta. Secondo Coldiretti il comparto va oltre i 14 miliardi di euro, sono 241.000 oggi le imprese coinvolte su 675.000 ettari coltivati a vite. Veneto, Sicilia e Puglia guidano la classifica delle regioni più produttive. A Mazzarino l'illegalità non risparmia nemmeno le tombe nel cimitero comunale. Rimozioni delle salme dai loculi senza autorizzazione, gli stessi spazi per le sepolture assegnati 2 volte e ancora resti umani misti a rifiuti di ogni tipo nell'ossario. Il sindaco segnala alla procura, la magistratura indaga. Gerri Italia.
A Mazzarino, lo storico cimitero comunale è finito al centro di un'inchiesta giudiziaria. Il sindaco Domenico Faraci ha presentato un esposto alla procura dopo aver rilevato numerose irregolarità nella gestione delle sepolture. C'è stata una situazione complessa nel passato, una gestione piuttosto alla leggera, portata avanti così, e che noi stiamo cercando di invertire la tendenza per cercare di mettere ordine. Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini. In alcuni casi lapidi provvisorie coprivano loculi con nomi diversi da quelli originali. I controlli hanno evidenziato estumulazioni effettuate senza preavviso e in assenza di atti ufficiali. Dai registri emerge una discrepanza evidente tra il numero delle estumulazioni e gli incassi registrati nelle casse comunali. Le operazioni, nella maggior parte dei casi, non risultavano né autorizzate né pagate. Il sindaco, in carica da pochi mesi, ha così rimosso alcuni dipendenti dell'ufficio cimiteriale e ha avviato una segnalazione formale all'autorità giudiziaria. Ho cercato di dare un nuovo ordine, un nuovo assetto amministrativo, abbiamo fatto delle rotazioni e oggi voglio dire c'è una situazione che è anche più sotto controllo. Nel cimitero sono visibili decine di loculi manomessi con lo stesso metodo, scavi ai lati per non danneggiare le lapidi. In un viale è stato scoperto addirittura un piccolo escavatore nascosto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni loculi liberati sarebbero stati riassegnati senza alcun passaggio dagli uffici competenti. L'inchiesta coinvolge anche l'ossario comunale, dove dovrebbero essere conservati i resti estumulati. Quello che si trova al suo interno è invece una discarica con condizioni igieniche al limite. Questo è l'interno dell'ossario comunale, del cimitero comunale. Qui dovrebbero essere depositate le cassettine dei resti di chi viene estumulato, ma questo non è un ossario, è una discarica, come potete vedere c'è di tutto qua dentro, resti umani, cassettine, ma anche rifiuti. Secondo gli accertamenti preliminari esisterebbe dunque un sistema che avrebbe aggirato le procedure ufficiali, causando un danno economico al comune e un danno morale ai cittadini. Adesso sarà la magistratura a fare piena luce su quanto accaduto. Tappa agrigentina per Nino D'Angelo e il suo tour dedicato agli anni '80. Al Live Arena una serata tra musica, ricordi e grande partecipazione di pubblico, come ci racconta Davide Sardo. Un tuffo negli anni '80, un bagno di folla e una valanga di emozioni. Il Live Arena di Agrigento ha ballato e cantato con il leggendario Nino D'Angelo in tour con i miei meravigliosi anni '80, estate 2025. Un viaggio musicale che ha fatto vibrare il cuore di intere generazioni. D'Angelo ha portato sul palco i suoi successi intramontabili, da Napoli, l'inno d'amore per la sua città, a Maledetto Treno. Maledetto treno, nemico del caffè, si riusciva ma tra cori, luci e nostalgia, Agrigento ha applaudito non solo un cantante ma un'icona. Il tour si concluderà il 12 settembre nella sua Napoli in Piazza del Plebiscito, ma ieri sera il cuore del Sud ha battuto più forte. Bene, ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Domani mattina allenamento del Catania a Norcia contro il Monte Spaccato. Abbonamenti vicini a quota 10.000. Trapani e Siracusa attendono novità dal mercato. Sergio Colosi. Con l'amichevole contro il Monte Spaccato, formazione laziale di Serie D, il Catania completa il ritiro di Norcia e prepara il ritorno in città. Gli acquisti di Martic e Corbari, che assicurano esperienze e nuove soluzioni a Toscano, hanno avuto un effetto positivo sugli abbonamenti, che a breve raggiungeranno quota 10.000 in attesa di ulteriori impennate. Si lavora ad un amichevole per il prossimo 10 agosto, che coincida con il giorno della presentazione della squadra. Il mercato rossazzurro rimane sempre molto attivo, attesi altri colpi di qualità soprattutto a centrocampo e in attacco. In uscita tante trattative, valigie pronte per Peralta, De Rosa e Marsura, è solo questione di giorni. Riposo per il Trapani dopo il ritiro di Troina, ma non per i dirigenti granata, che con l'arrivo di un difensore e un trequartista completeranno l'organico. Sono circolati i nomi di Michele Camporese, un esordio in A con la Fiorentina e quasi 300 presenze tra B e C, e di Michele D'Ausilio, protagonista della promozione ad Avellino, ma si
si lavora sotto traccia ad altre soluzioni. Da lunedì ritiro a Canicattini per il Siracusa che insieme a Damian ha abbracciato 2 giovani del Pisa classe 2006, il mediano Jacopo Frosali e il difensore lituano Motius Sapola. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, a tra poco. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione di TG Sicilia, è tutto. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.